Una giornata di lavoro vero in azienda per gli studenti dell'Istituto Carafa di Mazzarino e Riesi, in provincia di Caltanissetta. Ad ospitare i ragazzi Geoservice, storico laboratorio aderente ad Alcanta, con basi a Palermo, Messina ed Agrigento. Il progetto è sostenuto da Strutture Sicure, associazione di tutela sociale del diritto alla sicurezza strutturale, infrastrutturale e geologica. Gli studenti hanno partecipato alla formazione teorica in azienda e successivamente hanno eseguito le prove in laboratorio insieme agli specialisti di Alcanta. Gli alunni dell'Istituto Carafa hanno svolto diverse prove, tra cui quella di compressione su calcestruzzo. Accogliamo sempre con grande senso di responsabilità le scuole, afferma Andrea Messina di Alcanta, il quale si dice soddisfatto dell'iniziativa con gli studenti di Mazzarino. Sono iniziative, conclude Andrea Messina, che avvicinano all'economia reale e che fanno comprendere quanto sia importante la presenza delle aziende sul territorio. Nel caso specifico, gli alunni hanno la possibilità di imparare le tecniche e la necessità di controlli strutturali, infrastrutturali e geologici di qualità. Per l'ingegnere Calogero Genco, docente di laboratorio di costruzione e topografia dell'Istituto Carafa, sono questi i momenti in cui si concretizza la didattica per competenze ed è grazie ad aziende come Alcanta che si possono portare avanti progetti validi. I nostri studenti di terza e quarta del corso CAT per geometri, aggiunge l'ingegnere Genco, hanno potuto acquisire competenze sulle procedure sperimentali di verifica in laboratorio dei materiali da costruzione ed hanno avuto la possibilità di eseguire dei semplici controlli sul calcestruzzo.